Cipollo essere. Ma che è un cazzo qua? Conta, andiamo in pizzeria? Sì. Oh, ma appena detto Bianchini che l'inaugurazione dell'ex 2 di denari. Possiamo farla. Andiamo. Dai che andiamo, 2 di denari. Andiamo, Geo. Escomizia mia senza letti. Anche quella assurda. È tutto finito. Ma ve la ricordate voi la pizza, la doppia pasta del Vanni? Come doppia pasta? Che era pasta normale? No, lui ti faceva la normale, ma poi ti faceva anche la doppia pasta. Sì, ma Il Gildo, me lo ricordo quando si mangiava la doppia pasta. Non è che le chiamava ciunga? No, perché praticamente era una grumelata, lui prendeva due paglie di pizza e poi le ricuoceva insieme. E l'unico che riusciva a mangiare era il Gildo. Mi ricordo. e sta lì che ha fatto i suoi esordi Moreno Gomme. E no, Ma cosa? Ma che cazzo dito? C'era che faceva il pizzaiolo. E il Gigi. Prima di diventare un grande cantante. Ma no, ma un par di anni fa che ci sia la pizza gratis. Speriamo. Beh, se non è mia pizza gratis andiamo a chiamare la Laura e si incazziamo. No, sta che bene, se no mica va torno a casa. qua. Sì, qua Sì, si può sì, fare sì. tutto, sta sanguinetto. Pizzeria, come si chiama adesso? La Perla. La Perla. Ah, è banale. Cioè, di buono, qua ce n'è uno. Geo, ma via Gino Biasi. Come fai ad arrivare? Praticamente a Sangunetto, quando si arriva da Pini, si arriva pizzeria Gino Biasi. La Perla. E cambia tutto praticamente. È vera, magari i tavolini fuori una volta. Oh, sa che fa caldo però. Ah sì, potresti andare a bere qualcosa. Sì, potremmo anche. È buona questa pizza metro, Molto buono. Ci voleva una birretta. Adesso andiamo a prendere. anche un ottimo birro, sì. Anche delle ottime. Bajorre. Un'intervista al tipo che a Rosis e gira sempre da solo. Quello altro così mi vedi a Rosis Un circolo di intellettuali. di intenditori forse. Io presente Tony Montana e Scarface, mi sento così, prima che sparisci. Più che qua quando ti vieni a mangiare la pizza ti paghi il conto alla rumena. Assurdo. Pizzeria da Andrea.